O bianco o nero vi è offerto da Pasta Zara. Gentilissimo pubblico di O Bianco o Nero, benvenuti e ben ritrovati dopo le feste agostane, le feste estive. Ci ritroviamo e d'altronde ci dobbiamo ritrovare anche perché bisogna poi dopo in qualche maniera fare un resoconto di quello che sono state queste feste estive. Tanti sono andati in ferie, giustamente si sono divertiti, ma tanti purtroppo non si sono divertiti un granché perché gli incidenti stradali sono stati moltissimi e continuiamo sempre poi a girare il coltello nella piaga su perché, oppure le indagini Istat dicono che una percentuale per guida in stato di ebbrezza o sotto droghe, oppure l'imperizia, oppure le grandi velocità. Insomma, c'è tanta gente che cerca di metterci un po' del suo e cerca anche di fare delle cose. Adesso ne parliamo con l'avvocato Vittorio Bottoli, che ringrazio di essere con noi. Grazie avvocato, grazie anche al sindaco di Romano del Zelino, Rossella Olivo, la quale insomma ha cercato tanti anni di mettere freno, però è stata attaccata a destra e a sinistra, certo. E poi dopo alla fine quando un semaforo è giallo bisogna fermarsi. Bisogna fermarsi, comunque io continuo la mia battaglia. Buonasera a tutti, intanto vi ringrazio. Alberto Pallotta, allora io intanto sono contento di rivederti, perché l'ultima puntata l'hai saltata, noi abbiamo trasmesso un breve filmato dove in pratica vorremmo far capire a livello culturale che non ce ne frega più niente, che ci siano gli ubriachi, che ci siano i drogati alla guida, quelli sono assassini della strada, va bene, ma non sono mica tanto diversi quando mi torna a casa un morto, che me l'abbia fatto fuori un drogato alla guida o un alcolizzato o un sobrio. Il morto è sempre quello, ci stanno un po' giocando ultimamente su queste cose. Ma è per questo motivo che noi consideriamo la proposta di omicidio stradale, quello che stanno portando avanti, che è solo per perseguire una determinata categoria di diciamo colpevoli, guida in stato di ebbrezza sotto sostanze stupefacenti. La realtà è che non possiamo considerare morti di serie A e morti di serie B, perché magari uno è stato ucciso da una persona che normalmente stava facendo un senso vietato all'incontrario. Non è che quello per noi è meglio di uno che si mette alla guida ubriaco o drogato. Quindi insomma bisogna stare molto attenti a Rossella Olivo, se io le dicessi questi numeri, dico questa potrebbe essere la guerra in Iraq, nel Golfo, dove vuole? Una guerra per esportare la nostra democrazia. E le dicessi questi numeri, 296.000 feriti in un anno, e circa 4-5.000 morti di questa guerra. Lei pensa che i cittadini insorgerebbero? Ma se sapessero che stiamo parlando di una guerra, sicuramente sì. La realtà è che non stiamo parlando di guerra. Stiamo parlando di vittime della strada. Stiamo parlando di vittime della strada, quindi credo che non possono essere indifferenti questi dati ai cittadini, non possono essere indifferenti perché numeri così grandi vuol dire che molte delle nostre famiglie sono state colpite per incidenti stradali più o meno gravi, ma comunque gente vicino a noi, perché i numeri sono talmente importanti che è inevitabile che ognuno di noi o nella propria famiglia o tra i propri amici non abbia avuto qualcuno che è stato colpito da questo, quindi deve esserci un attimo di attenzione, di sensibilità su queste cose. Poi la domanda che noi ci poniamo è sempre la stessa, no? Succedono tutti questi incidenti, succedono tutte queste vittime, in Italia corrono più che in altri posti del mondo, e perché? E perché non si riesce a diminuire questi numeri? Perché non si riesce, nonostante la colpa viene data costantemente, anche i comuni, le strade devono essere tenute bene, e deve esserci questo, deve esserci quello, però la realtà è che la gente corre, che sei impotente di fronte a moltissime situazioni nelle quali poi anche la polizia locale multa, certo. Lo sappiamo benissimo, si fa ricorso ai giudici di pace, i giudici di pace per un motivo o per un altro sembra dare molto spesso, quasi sempre, torto
alla polizia locale che fa queste sanzioni amministrative, quindi è chiaro che la gente è portata ad andare dai giudici di pace perché comunque gli daranno ragione, quindi magari evitano di perdere i punti, evitano anche di pagare la sanzione amministrativa, e intanto questi continuano a correre e continuano a causare incidenti. Parleremo poi anche con te, perché mi pare che proprio in questi giorni sia successo qualcosa di gravissimo. Avvocato, io vorrei capire, la legge, abbiamo parlato anche con lei in una trasmissione, il diritto e la Costituzione italiana è veramente un poema, è bellissima, no? Anche da insegnare nelle scuole, ma soprattutto da imparare. Lo Stato, la Cassazione, in ultima analisi, la Cassazione filosofeggia con la legge. Ma come mai ci troviamo a un punto tale che questi numeri qua che abbiamo detto in un'ipotetica guerra, credo che tutti insorgerebbero per dire no, anche un morto per la guerra non si paga, no? Ma poi ce ne parliamo di 4-5 mila, di 296.000 feriti e chissà quanti feriti gravi che depotenziano loro, la loro famiglia, la società. Il danno sociale è enorme. Eppure non riusciamo ad arrabbiarci oppure a testimoniare con forza, perché siamo noi stessi soldati, siamo matti. Sì. Un avvocato cosa può dire? Ma io, più che l'avvocato, io penso che cosa possa dire una persona che abbia un minimo di senso di responsabilità. Diceva giustamente il sindaco che quando i numeri sono così importanti iniziano a essere moltissime le persone, i parenti che sono colpiti, il papà, la mamma, il figlio, quant'altro. Ma in realtà succede un fenomeno socialmente encomiabile. Ho visto le cronache delle ultime 2 settimane, sono stati uccisi 2 ragazzi in bicicletta e la cosa che ha colpito e che mi ha commosso è stata non soltanto ovviamente la condizione dei familiari più stretti, del papà e della mamma e dei fratelli, ma l'intero paese che partecipava come si trattasse, e si è trattato di un lutto cittadino, certo, che ha coinvolto tutta la comunità. E ci sono i telegiornali che riportano le notizie, che in chiesa non ci stavano, hanno dovuto addirittura montare i teleschermi, e quindi c'è in quel momento una partecipazione corale, universale, che dovrebbe far ben sperare. Il giorno dopo, una settimana dopo, è tutto dimenticato. Da chi? Dalle istituzioni, che pur avendo le possibilità di porre in essere dei mezzi che possono scongiurare, sia pure in parte, questi eventi, non fanno nulla. Abbiamo delle forze di polizia che, come ha detto giustamente il sindaco, a un certo punto si considerano quasi impotenti rispetto poi alle sentenze che seguono a questi accadimenti. E allora, dopo questa analisi, mi riporto alla sua domanda rivolta a un professionista, a un legale, più che all'uomo della strada. Ma la Cassazione, ma i giudici che cosa fanno? Purtroppo l'evolversi della civiltà giuridica porta a delle abnormità, laddove il diritto è certamente una cosa molto semplice e diciamo molto facile da amministrare. Addirittura in molti paesi, i paesi anglosassoni, dove non esistono addirittura le leggi scritte, ma soltanto il common law, che sarebbe la legge comune, che è una specie di diritto naturale, il giudice non è legato da nessun codice nell'emanare la sua sentenza, è liberissimo. E addirittura in molti stati, ad esempio gli Stati Uniti d'America, ad amministrare la giustizia, per quando non si ricorre davanti al gran giurì, con gli avvocati e con tutte le procedure conseguenti, chi giudica nei paesi, nelle cittadine, sono persone addirittura digiune del diritto, senza neppure la laurea in giurisprudenza, che però sono considerate dalla comunità come persone probe, perché il diritto di per sé è semplice da amministrare. Ma quando purtroppo si arriva ai cavilli con gli avvocati che sono maestri e con i giudici che a loro volta seguono gli avvocati in questi arzigogoli dove poi alla fine non si riesce mai a capire nulla, perché poi c'è sempre la sentenza che è contraddetta da una sentenza assoluta, per il medesimo caso, assolutamente diversa, lei capisce quanto è difficile parlare di omicidio stradale e di introdurre nuove formule che possano effettivamente colpire con la sanzione un fenomeno così pericoloso. E qua mi parla diciamo del penale oppure delle sfaccettature del nostro codice, no?
Tu hai subito anche quest'estate, anche tu hai un'ennesima mazzata per te, un amico. Io adesso, siccome c'è diciamo così, la parte dell'avvocatura, la parte del diritto è piena di meandri, ma c'è una pagina di un giornale, già un'altra volta abbiamo visto un quotidiano che secondo me sbeffeggiava quel padre che è andato alla ricerca di aiutare il figlio che lo stavano menando, poi dopo menano lui, lo ammazzano di botte letteralmente, e c'era la pubblicità di una nota grappa, no? Ma non è affatto un caso singolo, perché girando per internet noi vediamo queste cose, adesso vediamo su teleschermi, e in questo articolo di qualche anno fa cita tutte le cause, ma anche abbastanza singolari, no? Non citano l'abuso di alcol alla guida o in stato sotto droghe, però il fatto che poi dopo a piedi pagina c'è la pubblicità di un alcolico. Allora io dico, avvocato, se dobbiamo, lo vediamo in tutta pagina, questa è lombarda, cioè io credo che se la società di diritto, lei prima diceva, gli anglosassoni hanno il codice del buonsenso, perché non è scritto come la nostra Costituzione, forse loro non sono attaccati, i magistrati non sono attaccati come noi attacchiamo i nostri, perché evidentemente anche i nostri hanno paura di come muoversi, come hanno paura i sindaci, perché si crea poi questa nube tossica, no? Che votiamo un sindaco per rompergli le balle, per accusarlo di ogni cosa, quando un sindaco ha un'espressione più larga di se stesso. Quindi è sempre un procedimento culturale, dovrebbero cacciare questi, non so come chiamarli, articolisti, giornalisti, non lo so come chiamarli, che secondo me danno un ulteriore schiaffo a tutti coloro che perdono la vita a causa di ubriaconi, chiamiamoli così. Cosa dici su questa cosa qua? Tu hai perso un tuo amico proprio in questi giorni, sì, vero? l'11 di agosto purtroppo è morto un Belle amico. ferie. È stata un'estate orribile per quanto riguarda il traffico veronese, ci sono state una recrudescenza importante di incidenti stradali, è stata un'estate nera proprio, ma una primavera nera, è stato un anno nero. Io e oggi, ho tirato un po' di testine di alcune, sì, proprio in Verona. Verona è stata incredibile. Ho smesso di stampare fogli perché ce ne sono a decine. Sì. Mi sono proprio smesso di lamentarmi con il comandante della polizia stradale, della polizia locale di Verona, perché a mio parere davano sui giornali delle statistiche troppo rassicuranti per quanto riguarda gli incidenti stradali. Mi dai un secondo solo? Prima Super lavoro per le municipali, 2 incidenti una sola mattina, max incidente a 22 Brennero, tamponamento catene in autostrada, asfalto insanguinato, a me piacciono questi titoli, asfalto insanguinato, strade assassine, no? A Villafranca, muore Germano Miglioranza, lacrime a Borgo Trento, morta la donna travolta dal SUV, SUV, che sembra che andiamo in Amazzonia, ha preso in contromano una via, si schianta contro l'automobile dello scooter, muore 35enne, perde il controllo del suo, esce di strada, 3 persone coinvolte, 3 veicoli coinvolti in un incidente via Caprara, grave, incidente mortale località Pergola, investito da un tir mentre scendeva su del camper, si scontra con lo scooter, scontro in corso Portanuova, un morto e un ferito. Poi dopo ci sono 2 ciclisti che sono stati asfaltati, uno gravissimo, l'altro morto. Potrei andare avanti quanto vuoi, perché sono tutte queste 60 giorni, sindaco, 60 giorni. Però la gente evidentemente non crede. E come diceva l'avvocato, ci dimentichiamo, no? Domenica di incidenti in città, ritira la licenza un neopatentato, schianto a Povegliano, SUV, semina panico in via Garibaldi, 3 donne ferite, ce ne sono una quantità. Quello lì è quello che dicevamo prima, sì, della donna morta all'ospedale. Allora, c'è un problema, tanti di questi senza patente, tanti di questi senza assicurazione. E poi dopo cosa succede? Mi pare che dove c'è un morto non sanno neanche che c'è un processo, cosa può succedere? Che non è successo, voglio dire, vero? Non succede? Ha luogo nei tribunali un processo maligno, lo chiamiamo maligno noi, per quanto riguarda tutta questa gestione relativa a un incidente stradale, che da una parte vede le istituzioni coinvolte, dall'altra parte vede imputati coinvolti e dall'altra parte piccolini e molto da una parte defilati ci sono le vittime che chiedono giustizia. Quando succede un incidente stradale molto grave è difficile da capire per chi non lo ha mai avuto, però per chi purtroppo è dentro a questa tematica si rende conto come il mondo crolla sotto i piedi, soprattutto quando una famiglia perde il loro unico figlio, per esempio, oppure, non so, ti viene a mancare un genitore. E la famiglia non è pronta a affrontare una cosa così da un momento all'altro. C'è un poliziotto che ti arriva a casa e ti dice guarda, quello che avevi l'hai perso e non torna più.
la famiglia è completamente devastata da quello che può succedere, quindi perdono di lucidità. Ed è questo il motivo per il quale oggi noi assistiamo a, come posso dire, questo elastico, un anno va bene, un altro anno va male, un anno va bene, un altro anno va male, perché manca una reale associazione molto forte, di categoria, chiamiamola, nella quale delle persone che hanno subito dei traumi molto gravi hanno la forza di associarsi e di combattere. Le grandi conquiste che abbiamo avuto in Italia dal punto di vista delle, diciamo, fasce deboli della popolazione, parlo di dipendenti, così come di donne al lavoro, perché le hanno ottenute? Perché a gran voce hanno chiesto modifiche di leggi, condizioni migliori di lavoro, penso ai sindacati. Ok, loro hanno avuto la forza di associarsi per combattere contro qualcosa, contro un sistema. Questo le vittime della strada non ce l'hanno. Ormai sono passate, sto guardando le immagini dell'incidente, adesso non riesco a guardarle tanto perché mi agitano profondamente. Allora, la situazione è che in Italia manca questa associazione di categoria, o meglio, c'è la nostra associazione, è la più grande nazionale, ma non ha assolutamente la forza di poter incidere in qualsiasi modo su un provvedimento legislativo oppure su una proposta di legge. Abbiamo presentato la nostra proposta di legge nel 2010, l'hanno messa nel cassetto e ci sono messi a ridere. La realtà è che ci hanno proprio riso in faccia. Quando noi chiediamo pene più diverse, noi sappiamo come fare. Io stesso vi posso dire che tutto questo cambierebbe, questa cosa qua che voi vedete cambierebbe se si facesse una proposta molto semplice, che va al di là di quello che ha detto Renzi con l'omicidio stradale, certo, e di tutto il resto. Io vi dico una cosa molto semplice. Sapete cosa fa l'INAIL per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro? L'INAIL ha un meccanismo denominato rendita. Vuol dire che sopra a un determinato punteggio di invalidità ti dà una rendita, non ti paga in conto capitale. Invece negli incidenti stradali c'è una liquidazione omnicompressiva da parte delle assicurazioni, le quali si tolgono il problema e quindi tu che hai perso un familiare ricevi un risarcimento, congruo o non congruo, possiamo stare qua a parlare un anno, ma non hai una rendita che va avanti per tutta la vita, ogni mese determinati soldi che ti arrivano sul conto corrente. Perché non si può fare anche per le vittime della strada questa cosa qua? Certo. Si fa un'assicurazione obbligatoria su tutti i veicoli, l'INAIL, c'è un INAIL anche, può essere creato un INAIL anche per la responsabilità civile delle auto, sottraendo a quello che è il mercato privato, perché l'INAIL di fatto sta assicurando le aziende in regime di monopolio, non è che lasciano le aziende. Ecco, quindi vuol dire che togliamo dalle macchine della strada sulla circolazione che non hanno la patente, che non hanno l'assicurazione, perché? Perché c'è un ente che dice, se siete assicurati bene, se no rispondiamo noi lo stesso. Allora, questa cosa qua ti direbbero, noi hai perso un familiare caro, non potevamo impedirlo, bene, è morto, ok, ti diamo un risarcimento, però te lo diamo in forma di quota rendita, ok? Come fa l'INAIL in questo momento quando c'è un grave infortunio sul lavoro. Ecco, questo porterebbe le persone, per proteggere la propria rendita, ad associarsi, porterebbe le persone a battersi, come fanno gli invalidi del lavoro. Infatti l'Associazione Italiana Familiari, l'ANMIL, che è l'Associazione Mutilati Invalidi del Lavoro, che è l'associazione più importante delle vittime del lavoro, è un'associazione che ha grande forza, perché? Perché ha tantissimi associati, se ne contano probabilmente 500-600 mila. Ma moralmente non è che forse i familiari vittime della strada abbiano anche una doppia morte, cioè proprio lo spirito, cioè perché uno quando si tratta di una cosa del genere anche lo spirito ne viene danneggiato, sindaco. A livello morale penso che sia una... ti toglie anche la forza. No, sicuramente sì, no, perché ti trovi ad essere un topolino rispetto a un elefante in questa guerra, quindi però io do una lettura un po' diversa rispetto a quello che diceva adesso il Presidente delle vittime della strada, cioè io credo che invece non si voglia, ma non perché non c'è la forza, perché secondo me con i numeri che ci sono, tante sono le persone che sono colpite direttamente, certo, per familiari, per amici, come si diceva prima, da incidenti stradali. Secondo me la ragione è un'altra, c'è un interesse economico sotto, fortissimo, che non si vuole andare a toccare. Allora, cominciamo a impedire gli alcolici. E qua sappiamo, abbiamo visto prima per assurdo, lei ci ha fatto vedere l'immagine che parlando di incidenti stradali sotto la pubblicità di alcolici, è chiaro che sappiamo benissimo che gran parte è questa, quella parte economica. Andiamo a toccare anche quello che sono l'aspetto della sicurezza di alcune auto, che non ce l'hanno assolutamente, mettiamo in macchina auto, non voglio fare nomi perché assolutamente, però che sono belline, che sono soprattutto per i giovani, che sono delle schegge perché corrono come impazzite e sono
però delle macchinine, diciamolo in modo chiaro, quindi questi facilmente vanno fuori strada, facilmente se qualcuno gli va addosso se poi aggiungi anche come optional la macchinetta da fare il caffè, abbiamo esatto, parlato, aggiungiamo anche quella, quindi ecco. E poi c'è anche l'altro aspetto che io mi chiedo, ma siamo sicuri che c'è una volontà generalizzata di fare una legge precisa su questo? Quindi non c'è neanche bisogno a questo punto, e qua so che vado sul provocatorio al massimo, però io alle volte ci penso a queste cose, perché io l'ho detto ancora, io in famiglia, io sono una delle vittime, dei familiari di vittime sulla strada, io ho avuto mio papà, insomma, che è stato vittima della strada. E dico, ma siamo sicuri che non c'è anche una volontà economica da parte di chi fa le leggi o da parte di chi si trova poi ad applicarle e da parte anche di quella schiera di avvocati che si trovano a lavorare su queste cose nel definire in maniera chiara le leggi su queste cose, perché se non le definiamo in maniera chiara è chiaro che il lavoro viene tolto a tanti, agli avvocati, probabilmente anche a qualche giudice di pace e qua cioè, comunque questo è una fonte economica di introiti ed è indiscutibile. Io tra poco mando la pubblicità, ma a me un'idea è venuta, prima di mandare la pubblicità, poi dopo apriamo la seconda parte, proprio forse andando proprio in particolare su questo, io un'idea me la sono fatta. Perché le associazioni, quelle che poi dopo dicono che sono a favore del cittadino che è tartassato, eccetera, eccetera, hanno a che fare con una molteplicità di multe, è chiaro che il consenso politico è più affascinante rispetto a questi Robin Hood falsi perché alla fine i soldoni sono numeri, sono voti, no? Quindi si fa è più ampia il ventaglio, è più ampio. Io faccio anche un altro discorso, io dico ma com'è possibile, e ad esempio qua parlo in modo specifico di Romano su una picchiatura che abbiamo avuto sul semaforo, com'è possibile che dallo stesso tribunale alcuni giudici si esprimono contro, altri si esprimono a favore del macchinario utilizzato, del sistema utilizzato, e poi quando si va anche a giudizio, quindi non più dei giudici di pace ma a giudizio dei giudici togati, anche questi parti si esprimono a favore, parti si esprimono contro. Ma come? La legge sarà uguale per tutti o no? Ne parliamo dopo la pubblicità e qua entra in campo l'avvocato Vittorio Bottoli. Pubblicità. Vi presento la pizza Maranello, riconosciuta dallo stesso comune come testimonial della rossa più amata del mondo. Creata coi prodotti tipici della loro terra, l'aceto balsamico tradizionale, la coppa stagionata di Maranello e la mozzarella di bufala. Viva la Ferrari! Prink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzata in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza.
Ben rientrati in piazza, gentilissimo pubblico di O Bianco o Nero. Intanto ci ha raggiunto anche il sindaco di Rossano Veneto, Gilberto Trevisan, che salutiamo. Grazie Gilberto per essere qui. Grazie a te. Avvocato, ha formulato una domanda implicita la signora Olivo, che anche a me fa specie capire come mai, se la legge è una, insomma, perché tutti questi protocolli, perché tutte queste doppie disposizioni, una a favore, l'altra è contro. Mi pare che quando io e lei abbiamo parlato della Cassazione, prima dicevo si filosofeggia parecchio, perché ora nella Cassazione rientra anche il buonsenso da parte di colui che deve giudicare, che è proposto al giudizio. Però è molto semplice secondo me il fatto di dover accettare in qualche maniera, adesso non dico quei semafori che dopo 2 secondi diventano rossi, là ne abbiamo parlato eccetera, però io ho fatto tutte le prove possibili e immaginabili, nella stragrande maggior parte dei semafori. Se io vado a una velocità normale, io riesco a fermarmi tranquillamente. Chiaro che se poi accelero quando vedo il giallo posso trovarmi in difficoltà, però non mi devo lamentare se poi prendo anche la multa, perché se io vado normale può durare anche 5 secondi, ho tutto sempre il tempo di fermarmi. E vorrei che fosse questo un processo culturale profondo. Poi faremo vedere questo famoso video, che vorremmo parlare proprio dell'aspetto culturale che manca. Ma il processo culturale profondo dal punto di vista del diritto richiederebbe una vera e propria rivoluzione del diritto nel nostro Paese. La cosa che ha dell'incredibile, per chiunque abbia non cognizione specifica del diritto, ma secondo il buon senso, è che ogni sentenza, quando viene emanata dal Supremo Collegio, che è la Corte di Cassazione, sia uniforme, cioè su quel caso specifico la sentenza della Corte di Cassazione non possono contraddirsi l'uno con l'altra, hanno l'obbligo di uniformarsi alla sentenza che quel caso specifico ha già preso in esame. È quella che viene definita giuridicamente la teoria dello stare decisis. Si usa spesso il latino nel diritto perché non a caso il diritto nacque a Roma per una lingua particolarmente significativa, che precisa, precisa con la declinazione dei singoli casi, del dativo, del genitivo, che si prestava magnificamente al diritto, a differenza di linguaggi molto più semplificativi. Eppure si è girato il bambino in la cuna, come diciamo. Adesso i nostri maestri del diritto sono diventati gli anglosassoni, che del diritto non capivano nulla. Perché? Per loro è obbligatorio che il giudice debba uniformarsi, stare vuol dire stare con, decisis, con quello che già è stato deciso. Ecco che allora nei film, quando vediamo i telefilm o i film americani e vediamo i processi famosi da Filadelfia o da altro, c'è sempre l'avvocato che tira fuori il libro che gli ha procurato il suo sostituto, dove dice: no, signor giudice, lei non può prendere questo provvedimento perché nel 1890 in una sentenza questo giudice ha stabilito questo e lei non può che uniformarsi. È una cosa molto semplice ed elementare, perché avremo uniformità di diritto. Vi faccio un esempio: quando negli anni del terrorismo vennero fatte delle leggi speciali per ciò che riguardava le armi, per cui ogni persona che aveva o la passione o deteneva legittimamente armi, come era suo diritto, era considerato un criminale, per cui nacquero delle leggi molto restrittive. Era previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, per cui se un carabiniere si ricordava che una persona era defunta e aveva denunciato un fucile da caccia e poi la vedova, come obbligava la legge, non era andata a sua volta a denunciare che lei avrebbe detenuto, doveva essere arrestata. E mi telefonava il procuratore della Repubblica alle 2 del mattino dicendo: avvocato, venga subito perché ho dovuto arrestare una vedova di 90 anni e l'ho dovuta portare in carcere, venga subito a fare l'interrogatorio e dopo la scarcera. E ricordo allora, io mi occupavo particolarmente di questo tipo di processo che mi appassionava, che c'era un giudice che ti condannava a 3 anni, 4 anni di reclusione perché ti trovavano in casa quella carabina d'aria compressa che quando io ero ragazzo si comprava sui banchetti di Santa Lucia, che è la festa con cui noi facciamo i regali invece che Natale o San Nicolò o d'altro. Altri giudici che lo considerano invece un giocattolo, per cui c'è la soluzione. E quando il cliente veniva da me dicendo: avvocato, io sono stato imputato di questo reato, detenzione di arma comune da sparo, ma in realtà dice era la carabina Flower che avevo comprato da bambino, come andrà a finire? Io dicevo: aspettiamo che venga
nominato il giudice che si occuperà del caso. A seconda. C'era un giudice di Verona che assolveva e l'altro giudice che gli dava 3 anni e mezzo. Ma è possibile? Il cittadino che cosa capisce di questo? Ora, quando si trova una sentenza della Cassazione che dice una cosa, lei va su un qualsiasi codice commentato, c'è una pagina con scritto sentenze a favore e dall'altra sentenze a contrario. E lei legge, poi la motivazione si prende il cavillo, la virgola, il punto e virgola, trova 50 pagine del codice commentate su determinati reati, che so io la truffa, che sono particolarmente, che dicono una cosa, e altre centinaia di sentenze che dicono esattamente il contrario. Io adoro l'avvocato Vittorio Bottoli perché spiega le cose che, intanto con una passione che devo fare dei complimenti, Grazie, ma dice la verità assoluta, ma soprattutto ti fa comprendere a che livelli siamo, Gilberto, perché qua io parlavo prima, o si fa un percorso culturale che si possa far capire il valore dell'umanità, il valore dell'uomo, no? Come il primo codice, il nostro statuto, la nostra Bibbia italiana e la nostra Costituzione, dove il primo articolo c'è sempre l'uomo, no? Il primo articolo è l'uomo, l'importanza dell'uomo, prima per se stesso e poi per gli altri. Poi tra poco vedremo di nuovo, lei l'ha già visto, vero? Ecco, lo rifaremo vedere anche per gli altri ospiti e anche perché in queste televisioni private il ripetuta iuva, nel senso che insomma non è che ci vedono sempre tutti, non siamo né la RAI e neanche tanto altre emittenti più blasonate della nostra, ce la caviamo un po' con le nuove tecnologie, però bisogna partire da un processo culturale serio, forte, Gilberto. Scusa se ti porto un attimo, visto che ho ascoltato con attenzione proprio la diversità di giudici di giudicare in maniera diversa, no? Io sono reduce di un episodio di circa 2 o 3 mesi fa, molto recente, poi guardando il semaforo. Allora, lì io mi sono sentito vittima del semaforo, per esempio. Per carità, guardate che gestire il semaforo per la gente che passa con rosso è la cosa più eccezionale che si possa fare, perché passare con il rosso poi abbiamo visto i filmati proprio qui da te, no? Abbiamo visto cosa succede quando uno non rispetta certo. il rosso. Però c'è anche l'altra faccia, guardate, te lo dico perché è capitata questa volta a me, non la dico per sentito dire, perché qualcuno me l'ha raccontata. Io sono passato su un semaforo con il rosso e mi è arrivato a casa, giustamente ho sbagliato, ho chiesto di vedere, sono passato con il rosso, però c'era qualcosa in testa che non mi funzionava, dico ma come ho fatto, no? E sono tornato, oltretutto mi è dispiaciuto perché sul Padovano, sul sito legislativo giornali dicevano un amministratore del Bassanese fa ricorso contro il semaforo di, non dico il posto, non dico no, non è che è giusto per il collega, certo. No? Perché mi ha già disturbato che sia uscita la stampa dicendo così, perché in effetti il ricorso l'ho fatto e vi spiego perché. Poi io sono tornato sul posto più volte, io ero passato di sera tardissimo e non capivo come ho fatto a passare col rosso, mi sono messo lì con il mio telefonino e ho guardato sto semaforo, ho contato verde 1, 2, 3 fino a 40 secondi, avvocato, poi scattava il giallo, 1, 2, 3, 4, scattava praticamente il rosso. Dico, ma vabbè. Ho ripreso di fare il filmato, in seguito scatta il verde, 1, 2, 3, 4, rosso, 1, 2, 3, 4, giallo. Verde, giallo e rosso. Poi tornava un'altra volta il ciclo sul verde, 1, 2, 3, 4 secondi il verde, 1, 2, 3, 4 secondi il giallo e rosso. Per 3-4 situazioni consecutive il tempo era questo. Poi la sequenza cambiava, arrivava a 40 secondi il verde un'altra volta e io l'ho ripreso col mio telefonino, ho fatto un filmato, ce l'ho qui in tasca a prova di tutto, se vogliamo anche vederlo, tanto per dirla, no? No, allora questa volta non mi sta più bene. Vuol dire che in quel momento io non ho avuto i tempi tecnici per capire cosa stava succedendo. Evidentemente io il verde a una certa distanza l'ho visto e ho dato per scontato che appena scattato fossi i tempi. E sono arrivato al punto che quando arriva un semaforo prego Dio che diventi rosso perché voglio fermarmi, preferisco ripartire da zero piuttosto che rischiare col giallo, perché a un certo punto ti viene la paura, no? Io ho fatto il ricorso e ho chiesto una cosa semplicissima, ho chiesto che il collega mi facesse vedere lo studio di quell'incrocio fatto da un ingegnere, dove l'ingegnere, secondo le caratteristiche della strada, del traffico, del passaggio, doveva stabilire i tempi del rosso, del giallo e del verde. In quel momento non sono in grado di esibire il progetto, ha detto rimandiamo fra un mese siamo tornati, mi servono altri 20 giorni, alla fine il progetto non c'era.
per carità, alla fine la multa me l'hanno tolta, però voglio dire, regoliamoli bene questi cose, regoliamoli veramente come si deve, ma non usiamo questi scherzetti, questi giochetti, perché questi giochetti alla fine diventano anche pericolosi. Vabbè, è per quello che ha detto Alberto, io ho dovuto filmare, cioè qua mi divento un matto, no? Hai dovuto filmare, abbiamo la tecnologia per filmare e facciamo fatica ad usarla. Abbiamo visto, stiamo facendo tanto clamore, su YouTube noi abbiamo veramente migliaia e migliaia di visite che guardano questo progetto che filma e finalmente mette a zero la discussione. Questa è una tecnologia che voi avete caldeggiato da sempre. Guardi, al di là della tecnologia, riprendo il discorso del sindaco, non vorrei che questo fosse una spinta, l'esortazione per un cercare di mettere in discussione semafori in intersezioni semaforiche. Ad oggi l'intersezione semaforica è il luogo dove in Italia avvengono più incidenti possibili. Se il sindaco può dirmi che, in tutta coscienza, mi dice che il giallo a oggi sulla popolazione italiana è un invito a fermarsi, allora lo dica, perché oggi il giallo in Italia è un invito ad accelerare. Correre di più. L'infrazione al rosso, al semaforo, è l'infrazione che in ogni semaforo italiano, in ogni secondo al giorno, ci sono centinaia di infrazioni. Se qualcuno può venire qua a dirmi diversamente, venga che ne parliamo, gli faccio vedere i filmati che abbiamo fatto noi. Quindi vuol dire che il caso successo al sindaco, non lo conosco, può essere una cosa talmente strana, talmente isolata, talmente difficile da star qua a parlarne che non ne avrei neanche parlato io, se fossi stato il sindaco. Per quanto mi riguarda, oggi c'è un'inciviltà stradale che è vergognosa. Prima cosa da dire, non c'è responsabilità da parte delle istituzioni. Le istituzioni cercano di fare quello che possono, i semafori a volte hanno delle defiance tecniche, ma teniamole proprio nel caso più unico che raro, perché se cominciamo a discutere sui funzionamenti dei semafori non ne veniamo più fuori. E tenete presente, ragazzi, che sulle strade ci sono 7.000 morti, 7.000, 200.000 feriti l'anno. Quando voi leggete feriti sul giornale, non è che tutto va bene magari in 10 giorni che va tutto bene, ci sono quelli che sono ancora che non hanno occhi da piangere nel reparto di gravi cerebrolesi. Quindi io dico questo. Questa è la sensibilizzazione. Dico, signori, bisogna stare molto attenti e affrontare certi argomenti. Io vi dico che potete dirmi tutto tranne che i semafori e gli incroci siano utilizzati bene da parte degli utenti della strada. Poi vuoi uno che non l'ha visto, vuoi un altro che il tempo era basso, vuoi uno che aveva fretta, tutto quello che volete. Ma se voi vi mettete normale, ma fatelo voi la prova, non serve che vengo io. Mettetevi dietro un semaforo un'ora alle 6 di sera e ditemi quanti passano col giallo e quanti accelerano, che se c'è una carrozzina davanti la tirano sotto lo stesso se ne sbattono. Capisce il concetto? Quindi bisogna essere molto attenti, cioè l'utente della strada è mediamente educato molto male, gli esami per rilasciare la patente sono baggianate e questo che si sappia, perché se vogliamo stare qua a dire che gli esami della patente sono seri, che vengano qua i direttori della motorizzazione civile e che mi facciano vedere come sono i risultati. Noi abbiamo allo studio qualcosa di interessante per vedere quelli che danno poi dopo la patente, sai, dopo 5-10 anni. Ma dove sono le come statistiche? Fanno a fare dove sono le statistiche? Sì. I rinnovi delle patenti, come vengono rinnovate le patenti? Ma scusate, perché non me lo spiegate come vengono rinnovate le patenti? Cioè, cosa bisogna fare per rinnovare la patente dopo 10 anni? Cioè, ditemelo voi, perché io lo so, però la gente lo sa cosa fanno, quali sono i test, le prove per vedere i riflessi, le cose che vanno avanti. È una baggianata. La patente ce l'hanno tutti in Italia e non tutti sono in grado di guidare. Noi abbiamo delle situazioni che, allora, le macchine sono in mano, come diceva giustamente il sindaco, ha detto una cosa corretta, abbiamo macchine sicure che girano per la strada a velocità inaudite, che appena le tocchi contro un muro, appena vanno addosso un'altra macchina, si disintegrano, altro che le cellule. Io ho visto incidenti di una banalità assoluta, provocare morti proprio perché la cellula non aveva tenuto, proprio perché era entrato dentro l'abitacolo qualche pezzo che non doveva entrare, e allora vai a fare causa alle grandi compagnie di automobili. Allora già è difficile avere le cause contro gli imputati, figuriamoci contro le compagnie di automobili, le famiglie si scoraggiano. Però quello che voglio dire io è che tutto fa parte di quella che è la giungla stradale, perché io la chiamo la giungla stradale. Certo. Questa è una guerra vera e propria. Vedi, guarda, ho sentito la domanda di prima che faceva il sindaco. Qua c'è una guerra, questa è la più guerra, però non vedo candele della gente che mette fuori le candele. Le stragi di Nasseria, ve la ricordate nel 2003? Sì, che sono morti i carabinieri? Eravamo è un evento picchiati. assurdo, c'è stato un attacco deliberato, terroristi, gente che
ha capito che ha fatto veramente dei gravi danni. C'è stato per una settimana la gente che faceva i comizi in tutta Italia, metteva le candele con scritto pace, giusto? Dov'è? Ci sono 7.000 morti l'anno, non 11, ce ne sono 7.000 morti l'anno. Dove sono le candele? Dove sono le bandiere con scritto pace sulle strade? Lo abbiamo detto proprio in apertura, Alberto, per cui l'abbiamo subito rimarcato. Ma voglio dirti, allora parliamo di cultura, tra poco mandiamo questo filmato, non so se siete d'accordo, e io leggo un po' quello che sono oramai la comunicazione via internet. L'estate è sempre un periodo di maggior rischio pirateria e comincio ad avere un po' la nausea di pirati della strada, cioè il pirata io lo vedo in nave e non lo vedo, non sono capace di identificarlo sulla strada, no? I pirati della strada è un po' come dire che io vado in giro col cappello da cowboy, sparo a destra e a sinistra, sono il cowboy della strada, è molto edulcorata, no? Quindi il pirata della strada è un assassino della strada che poi passa col rosso, che uccide le persone, che sia ubriaco, eccetera, non cambia poi di tanto la somma, avvocato, no? Quindi diamogli un nome una volta per tutte. Poi dopo si sono accorti che su 4 incidenti uno a 4 è un extracomunitario. Quindi togliamo anche l'aspetto culturale di questo odio xenofobo che dobbiamo sempre beccare, o il pirata perché è pirata, così diciamo ci fa incazzare di più, ma sono i soliti extracomunitari. No, 1 a 4, quindi vuol dire 3 italiani e 1 straniero. Capisco che la popolazione straniera è minore, per cui nella proporzione può essere maggiore. Però questi sono i dati, no? E quindi però è sempre un aspetto culturale, noi dobbiamo sempre cercare di scaricarci sulla categoria, adesso c'è la categoria dei pirati, la categoria degli extracomunitari, oppure la categoria di quelli che faceva cassa. Poi ha ragione il sindaco a dire che alcuni sono impostati male, ma vedi anche, ma molto probabilmente anche per malfunzionamento, basterebbe segnalarli e non crearne un caso, perché è giusto che se un semaforo è sbagliato, non puoi far cassa, ma allora perché continuiamo sempre a farci male quando ci sono dei comunissimi, semplicissime telecamere che azzererebbero completamente una volta per tutte queste nostre discussioni? Mi dica, avvocato, questa è la somma, perché quello che dice il sindaco lo dicono, sì, credo, la maggior parte degli utenti della strada che si sentono penalizzati. Io ho seguito professionalmente il famigerato problema dei controlli ai semafori da parte delle pubbliche amministrazioni e tutti sanno quello che è avvenuto effettivamente, e cioè in un certo periodo storico, con un certo tipo di apparecchiatura che si limitava alla fotografia dell'auto che passava con il rosso invece che con il semaforo verde, impostando i tempi, come diceva il sindaco, sballati, taroccando, tra virgolette, il sistema, avevano trovato un facile metodo per fare cassa. Posso interromperla? Giusto, sbagliato, ed è una truffa. Però il discorso è che il giallo è chiuso, basta, giallo fermo. Io me ne sono occupato e ero sempre dalla parte del cittadino che si sentiva vessato dal pubblico amministratore disonesto, delinquente, che con la scusa di limitare agli incroci il pericolo di vittime per una maggior tranquillità della popolazione aveva messo in atto queste apparecchiature. Dopodiché cosa succede? Che il tutto è sub iudice, c'è il procedimento penale ancora aperto per quanto riguarda questi semafori che erano monitorati da una semplice macchina fotografica. Nel frattempo il progresso va avanti e per una cosa così importante, come è già stato ricordato, il maggior numero degli incidenti avviene in città, il maggior numero degli incidenti in città avviene agli incroci semaforici, per cui poter monitorare, controllare coloro che, come veri e propri delinquenti, passano con la luce del semaforo rosso, diventa per me un imperativo categorico per ciò che riguarda le pubbliche amministrazioni. Guai a quel pubblico amministratore che, avendo la possibilità, diciamo anche quasi a titolo gratuito, di installare un accorgimento che potesse limitare i morti, i feriti e queste disgrazie terrificanti, non lo ponga in essere. Cosa ha fatto il progresso? Ha fatto sì che uscissero delle nuove apparecchiature che sono prodotte da moltissime ditte, quindi non sto facendo la pubblicità a una singola ditta o ad altro. Esiste un sistema sofisticato, sotto un certo aspetto elementare, che è quello che abbiamo visto, che stiamo vedendo in questo momento nelle immagini.
e cioè non più un singolo scatto fotografico, ma un'intera ripresa, da cui ci si accorge che l'autovettura si avvicina e c'è il semaforo giallo, continua ad avvicinarsi e diventa rosso, continua ad avvicinarsi al semaforo, ma il rosso è già scattato da secondi e si vedono, si possono controllare con un qualsiasi orologio o cronografo, e invece si passa col semaforo rosso. Allora, se il sindaco è d'accordo che è un atto criminale passare col rosso, se esiste, e su questo siamo tutti d'accordo, un'apparecchiatura, chiamiamola sofisticata, ormai è diventata normale, che ha superato la possibilità di tarroccare attraverso lo scatto fotografico, ma attraverso la ripresa, ecco, vedete, si vede esattamente quello. Per me è un obbligo, un imperativo morale da parte delle pubbliche amministrazioni di porre in essere tutto ciò che possono fare per limitare queste terrificanti tragedie. Allora, il percorso è uno, no? Ed è sempre quello culturale, perché non tutti hanno le stesse sensibilità, perché se fossimo tutti così, di queste trasmissioni non sarei soltanto io che me ne occupo, ma credo che ce ne occuperebbero tante televisioni, no? Invece di far parlare, giustamente i sindaci quando sono in campagna elettorale, non discuto, però far parlare chi gli piace a loro piuttosto che, perché alla fine bisogna anche mettersi un po' di faccia, no? E un po' di coraggio del dire vabbè, mica che può sempre essere tutto... Scusi se la interrompo, coraggio civico, perché? Perché io mi sono interessato presso le singole amministrazioni e ho constatato che hanno un coraggio i sindaci che pongono in essere queste apparecchiature, perché con i precedenti che ha ricordato prima il sindaco, di cui non ho il minimo dubbio della verità di quello che ha raccontato, ma ha raccontato un atto criminale posto in essere dalla pubblica amministrazione. Non so se dolosamente, cioè con la volontarietà, o colposamente perché hanno messo un'apparecchiatura che non è tarata, che non è controllabile o che non è controllata. Ma laddove invece il sindaco ha avuto il coraggio civico di mettersi magari inizialmente contro la gran parte della popolazione che dice ma qua il sindaco con questo fenomeno che c'era stato dei T-Red eccetera vuol far cassa e così via, a poi, perché alla fine, come diceva Thoreau, il bene fa lievitare la massa, poi la stessa popolazione gli è grata di questo, perché si sono accorti che in realtà gli incidenti sono diminuiti, la gente è controllata, non ci sono più contestazioni, c'è un incidente addirittura con il morto o il ferito, non c'è neppure bisogno di andare dagli avvocati o dal giudice, perché la ripresa ti racconta esattamente quello che è avvenuto. È un percorso culturale, allora adesso se siete d'accordo mandiamo avanti il filmato, se Gianni ce l'ha preparato, e poi dopo lo commentiamo in chiusura. So che tu sei particolarmente sensibile a questo, allora tu non guardarlo. Apprezza i tuoi prossimi 15 secondi. Fermati per 15 secondi e sentire con l'anima su cosa potrebbe accadere ed analizzare ciò che poi accade. 15 secondi per poter capire quante emozioni potrebbero scaturire da una così piccola manciata di secondi. 15 momenti da dedicare a te stesso ed anche agli altri. Poter poi scoprire che quelli che pensavi fossero i tuoi piccoli 15 secondi non sono altro che momenti che incidono profondamente nelle vite di un'umanità inconsapevole del tempo che passa e di chi di quel tempo lo sta vivendo. I nostri comportamenti, le nostre ambizioni, la nostra delirante onnipotenza e la cultura dell'io sono. La fretta, il desiderio di arrivare prima senza mai guardare alle nostre spalle se c'è un secondo o un terzo, senza mai curarsi di chi lasci indietro. Investire 15 secondi del tuo tempo e destinarlo alle persone che ami davvero, delle quali troppo spesso ti dimentichi di dirglielo. La lungimirante idea di ammettere che la tua vita è importante se è condivisa dalla società alla quale tu appartieni, come la stessa umanità appartiene a te stesso, profondamente, più di quanto tu possa immaginare. Ti chiedo solo 15 secondi da spendere con consapevole attenzione, dove ogni secondo è di tua esclusiva importanza. Il secondo dei tuoi figli, il secondo della tua compagna o del tuo compagno.
il secondo del tuo amico più fidato, il secondo di tuo fratello, di tuo padre, di tua mamma, il secondo dei tuoi impegni quotidiani, il secondo da dedicare agli altri laddove tu potresti essere importante, il secondo che ti fa capire che un estraneo ha le tue stesse aspettative, ha i tuoi stessi desideri, le tue identiche debolezze, un estraneo che ama ed è amato proprio come te. Quell'estraneo che tu non hai mai visto né conosciuto e poi scoprire che quell'estraneo sei proprio tu. Il secondo per sognare un mondo migliore e il secondo per pensare che con te il mondo potrebbe essere un posto migliore. Il secondo delle conseguenze. Hai ancora un secondo per tornare indietro e scoprire che adesso è bello ritornare a casa. Benissimo, ecco, l'abbiamo riguardato. Allora io non parlo con l'amico Pallotta, e parlo invece col sindaco, dai, così. Io credo che ci debba essere un percorso culturale che debba, come diceva Turò, no? Il bene emerge, perché il bene si autoimplementa, no? Quando vedi che una cosa è giusta trovi anche gli aggregati, no? Credo che sia un percorso culturale questo da poter esportare non soltanto nelle amministrazioni, ma credo che sia un percorso culturale che debba andare all'interno delle famiglie, come un germe, all'interno delle scuole, se no non ne facciamo niente. In qualsiasi campo comunque è bello il significato di dare questo tempo, questo valore al secondo e far capire cosa può succedere quando si cerca di recuperarlo magari in quella fretta di passare il semaforo. Per carità, sta parlando uno che fa 168.000 km di macchina all'anno, ho fatto 8 anni istruttore di scuola guida, perciò ho insegnato a guidare e ho 5 patenti in tasca, vuol dire che magari qualcosa sulla strada nella mia vita ci ho messo, no? Il discorso che ho fatto prima è che io sono favorevole, ma al 100% perché mi credo nel territorio, sono uno dei primi a installare questo tipo di strumentazione. Appena eletto sindaco, addirittura. Proprio perché avevo un incrocio dove la gente non dava il giusto valore ai secondi, se lo vogliamo dire, no? E lì era un incrocio che succedeva di tutto. Devo anche dire che come quell'incrocio è stato gestito da un impianto oggi superato, che non rispecchia più quelle caratteristiche che l'avvocato naturalmente ha detto, però il giallo era sempre il giallo, il rosso era sempre il giallo, il rosso e il verde era sempre il verde. E in effetti è diminuito la priorità di quell'incrocio. L'incrocio sta funzionando, anzi addirittura adesso non serve più perché la gente in quell'incrocio gli incidenti non ce ne sono più. Magari ci metto la polizia municipale davanti o di dietro con altri meccanismi per cercare di fare naturalmente controllo, come che è giusto. Poi le amministrazioni dovrebbero avere anche la possibilità di avere più risorse per controllare anche di più, perché a dire la verità siamo molto molto limitati. Io mi sto chiedendo per esempio il mio comune come sto gestendo la polizia municipale, non riesco a fare servizi. Ma abbiamo visto che Cittadella in un'altra puntata ha questa macchina intelligence di videosorveglianza. Poi è anche vero, Paolo, che tanti dicono ma la privacy. A me viene da ridere quando sento parlare di privacy nei giorni nostri con Facebook, che siamo là tutti col culo allegro e per aria perché tutti sanno ogni cosa di noi, no? Paolo, Alberto scusa, ma voglio capire, ma sto filmato può essere qualcosa di importante per cercare di capire cosa vogliamo fare da grandi, per cercare di sensibilizzare anche l'opinione pubblica, sensibilizzare quelle famiglie che dicono sempre ma tanto mio figlio non capiterà mai, o a mio papà non capiterà mai, mio papà torna tanto alla sera a casa, sono sicuro. Certo, certamente tutto utile. Il fatto che la società vada di fretta, il progresso, in nome del progresso siamo tutti di fretta, insomma, vedo che proprio non c'è questa cultura, come diceva giustamente Firmato, insomma, non c'è la cultura del secondo, del terzo, qua o arrivi primo oppure non sei nessuno, te lo inculcano fin da quando sei nato con la televisione, con dei spot sbagliati, violenti e anche diseducativi.
Il problema è che la società ha vissuto dall'inizio della televisione commerciale, dagli anni 80, almeno qua in Italia, ha vissuto un incremento pazzesco, cioè le persone da 35 anni a questa parte sono bombardate da cose che non sono mai esistite in tutta la storia dell'umanità. Internet, televisione, radio, tutto quant'altro è portato all'ennesima potenza, satelliti nel cielo, Sky, qualsiasi cosa. Okay? Questo però ha portato il fatto che adesso tocca fare un passo indietro, perché una volta, parlavo con l'avvocato prima, giustamente una laurea che era accessibile a pochi, adesso la laurea è accessibile a tutti, tantissimi laureati, tutti che si scannano uno dietro l'altro, e di fatto il lavoro sta mancando. E i giovani cosa stanno facendo? Sono tutti senza lavoro, comunque molti senza lavoro, rischiano di perdere il lavoro, c'è la crisi. Perché la natura è così, ed è dura scappare dalle leggi della natura, la natura riequilibra. In questo momento siamo fortemente disequilibrati, proprio perché, come avete detto giustamente, avete sottolineato prima, si corre e si dimentica. Cosa si dimentica? Si dimentica la cosa per la quale vi sta facendo correre, cioè a cosa stiamo correndo dietro, non si capisce. E non hai tempo per allacciare i tuoi figli dietro la cintura di sicurezza, per farli scorazzare dentro la macchina, perché sei di fretta. Non hai tempo perfino per tirarli giù dalla macchina, perché qualcuno se li ha dimenticati in macchina e sono morti sotto il sole, perché ci sono proprio articoli. Ecco, come se penso io, una persona, un papà, che la dimentica un figlio in mano, una macchina, una mamma. Io ho un dolore esagerato. Sì, ma domando, cosa stava pensando? Dove stava andando? Cioè, come mai? Domanda è questa. Allora, la società Misteri. non basta solo dare la notizia, bisogna anche cercare di capire cosa spinge. Ma io credo che a questo livello l'uomo sia ciclico, no? Ogni giorno fa le stesse cose e le fa per anni. Poi c'è un momento in cui, adesso voglio dire una cazzata, ragazzi, spendetevela per quello che dico, che c'è il figlio, ma il figlio fa parte di quella tournée, di quella routine che non è più importante, ma non è povero. Io penso che quelli abbiano il cuore sfondato. Comunque domando, e il dialogo dov'è? E il tempo passato Certo. insieme dov'è? E come fai a non accorgerti che tuo figlio è rimasto dentro la macchina? Per andare dove? Per andare a far cosa? Sei centrifugato. E allora io non sto dando colpa al padre, No, sto certo. parlando proprio di questa società, di quelli che portano a vedere il giallo e accelerare, oppure, non solo il giallo, quelli che ti stanno per attraversare i pedoni, sulle strisce pedonali. Chi è che gli dà spazio ai pedoni? Tutti accelerano per anticipare il pedone che magari ti passa davanti. Posso dire una cosa, ci sono dei pedoni che hanno rotto le palle. Arrivano là, ti guardano di corsa e poi dopo rallentano apposta. Ci sono anche quelli. È la cultura che è sbagliata. Io dico, ragazzi, potremmo star qua a disquisire per anni su certi mali del sistema, parliamo, la corruzione, l'evasione fiscale, questo e quell'altro. C'è secondo me più tempo, cioè Monti è arrivato, giusto? E ha detto combattiamo dei mali dell'Italia, ha messo delle priorità, evasione fiscale, varie robe. Ecco, per me la vera priorità è l'incidente stradale, poi viene l'evasione fiscale e altre cose, quelle sono tutte cose economiche. Possiamo un attimino capire, l'incidente stradale, noi stiamo parlando, mentre abbiamo parlato in questa trasmissione sono morte 4 persone, sono morte 4 che stavano benissimo e adesso sono morte. E adesso i carabinieri si trovano nella spiacevolissima condizione di prendere un documento dentro a un portafoglio nella tasca della persona deceduta, guardare dove è residente per andare a dare la triste notizia a persone che in questo momento non sanno nulla, che è morto il proprio congiunto e che nei prossimi minuti riceveranno un orribile suono di campanello che annuncerà la fine di quello che è successo. Ecco, io domando questo. C'è evasione fiscale che mi preoccupa di più di sta roba qua? Che io ho i miei figli in giro, che sono fuori a lavorare e potrebbero non più tornare a casa. Non ci credo, non esiste. Quindi, per me l'ordine delle priorità, anche a livello istituzionale, è sbagliato. Cioè, dov'è l'incisivazione legale, istituzionale? Dov'è l'incisivazione? Dove sono le norme severe? Ricordo a tutti che l'Inghilterra nel 2000 aveva 12.750 morti l'anno. Ha detto, ci avete rotto le palle, adesso li combattiamo noi a nostro modo. Vero. Adesso ne hanno 3.000. Allora, vi domando, da 12.000 a 3.000 sono 9.000 persone risparmiate. Perché sono 3.000 adesso e 12.000 una volta? È la fortuna? Cioè, cosa hanno fatto gli inglesi? Sono andati nelle chiese a pregare che non ci fossero i morti? No, c'è prevenzione, repressione, educazione stradale, tutto il pacchetto completo. Hanno investito, si sono impegnati. Ma stanno risparmiando. Adesso stanno risparmiando perché l'evasione fiscale ci costa meno. Voglio dire che ci costa meno l'evasione fiscale. Voglio dire che l'Italia nel quadro di arrivare al 2010 col 50%, insomma siamo al 14°, 15° posto in Europa. Comunque non abbiamo rispettato l'ordine dell'Europa. Assolutamente. 70%, abbiamo diminuito del 30%. Comunque la domanda è questa, è molto semplice.
Perché, se qualcuno mi sa rispondere di voi o di chiunque vuole telefonare qua, ministri o non ministri, mi spiega perché si può guidare con un indice di 0,5 di alcol nel sangue. Lo dicono tutti che l'alcol fa male, lo dicono tutti che l'alcol è una sostanza psicotropa che incide sui tuoi cose. Come fai a stabilire che 0,48 va bene e 0,51 siamo... Ecco. Siamo in chiusura, però ma io poi voglio l'ultima cosa, Argesica, un'altra cosa che non riesco a capire. Allora, noi abbiamo la convertibilità dei patenti dell'area Europa per quando vengono in Italia, giustamente per salvaguardare il movimento sul territorio. Non so, un tedesco che viene qua, la patente può funzionare anche in Italia. Domanda, l'Inghilterra vale la convertibilità automatica, un inglese che viene qua e guida, e questo vale per gli italiani che vanno in Inghilterra. Ma l'Inghilterra ha una circolazione che è a sinistra, è completamente diversa, sensi unici, precedenze, cambia tutto. Sfido chiunque di voi ad andare in Inghilterra a cominciare a guidare, a vedere cosa vuol dire guidare con tutto un altro sistema. Eppure c'è la convertibilità automatica. Queste sono follie del sistema. Così come una prefettura di Verona, che in relazione a un incidente stradale dove c'è stato un morto, dove sono state elevate 2 sanzioni gravissime per questa persona che ha causato questo incidente, a mio modo di vedere le cose, la persona si è opposta, è andata al giudice di pace chiedendo che venissero revocate le 2 sanzioni da parte dei carabinieri perché volevano riavere la patente, la prefettura è parte contro, deve andarci per forza, non c'è andata, ha solo fatto pervenire una controdeduzione, di fatto è stato celebrato un procedimento senza la parte oppositrice. E i genitori neanche sapevano niente. I genitori non sanno niente perché non vengono neanche notiziati, perché quando tu fai un ricorso contro la patente vai contro la prefettura, non vai contro le vittime. Le vittime è un altro procedimento, ok? Ecco, questo succede in Italia, che un giudice di pace può ridare una patente molto facilmente, disponendo una semplice perizia sua, senza un contraddittorio di vittime che vengono e danno la loro tesi. Di fatto questa persona ha ripreso la patente a febbraio e a marzo ha rischiato di uccidere altri 3 persone con una patente che doveva avere sospeso 1 anno, perché la patente andava fino al 9 di ottobre del 2012. A marzo del 2012 lui ha fatto un altro incidente sempre su quella macchina e ha rischiato di ucciderne altri 3. Se li uccideva quei 3 lì, io domando, di chi è colpa? Del giudice di pace? Del sistema? Dei periti che vanno, basta che uno li paga e dicono quello che vuole, perché con il tempo di crisi anche forse un incarico in più fa sempre piacere, e ti dicono delle cose assurde per far avere la patente a chi giustamente è stato sospeso. Alberto, siamo poi in chiusura, io però voglio fare una domanda comune. Se dobbiamo prendere l'aereo e ci dicono che il pilota ha bevuto un paio di birrette, ci saliamo volentieri o meno? No, ti chiedo. Spero che non me lo dicano. Perché è l'equivalenza delle macchine, non si deve bere. Bene, io vi ringrazio, scusatemi se abbiamo parlato molto, ma insomma il discorso è sempre questo. Poi dopo uno come Alberto Pallotta ce l'ha proprio nel sangue e vedo che tu ascolti molto perché anche te hai subito più o meno le stesse cose. Ringrazio l'avvocato Vittorio Bottoli che vorrà fare un'altra trasmissione sulla nostra Costituzione, se lei non le dispiace, a breve la vorrò qua, un bel monologo voglio far capire e poi dopo regalerò di mie tasche i dischetti alle scuole, inizierò con Rossano Veneto e con L'Aulivo per darlo alle loro scolaresche, chissà che mi porta buono. Grazie anche a lei, Rossello Olivo, sempre in gamba, adesso per 4 anni sta tranquilla. Per 5 anni. Anche per 5, no, ecco, non sarei più tanto attaccata. Grazie anche ad Alberto Pallotta. Caro Sindaco, invece tu sei proprio in piena campagna. Stiamo iniziando, dai. I miei amici hanno già iniziato, io... Tempo dietro. Giovedì ti aspetto a Scratch perché c'è la gara di Rossano Veneto, se riesci a venire. Okay? La gara dell'8 settembre. Quindi l'appuntamento è per giovedì sera per gli amici sportivi con l'appuntamento con Scratch, quindi belle gare di ciclismo e soprattutto un buon messaggio da dare ai nostri giovani che si perdono meno in alcolici e si preparino di più ad andare in bicicletta o a praticare sport. E l'appuntamento è anche per settimana prossima con o bianco o nero. Ringrazio i miei ospiti e a tutti quanti. Buonanotte. O bianco o nero vi è stato offerto da Pasta Zara.